Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il vice premier Antonio Tajani in Sicilia per i 70 anni della conferenza di Messina, prima firma per l'Europa, rilancia il ruolo dell'Unione nello scacchiere della politica internazionale. La permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica Bambin Gesù a Taormina non è ancora esclusa e dipenderà dall'approvazione della rete sanitaria regionale. Oggi il caso in commissione sanità dell'ARS. Fuori dall'ospedale prosegue il presidio dei genitori dei piccoli pazienti. Smettila di occuparti dei figli degli altri. A Palermo nuova minaccia alla procuratrice per i minorenni Claudia Caraman, che invita le mogli dei mafiosi in carcere a salvare i figli allontanandoli dalle famiglie dove regna l'illegalità. E a Palermo è stata inaugurata la nuova sede unica regionale antincendi. Ottimizzerà il coordinamento delle forze in campo per garantire interventi più rapidi ed efficaci. Con la prova di italiano sono cominciati gli esami di maturità. Il messaggio ai giovani di Paolo Borsellino è un brano del Gattopardo tra le 7 tracce. Calcio, Pelligra chiede fiducia. Il presidente del Catania si rivolge ai tifosi e agli sponsor e rilancia il suo progetto ambizioso. A Palermo intanto ha ufficializzato l'arrivo di Pippo Inzaghi in panchina e il direttore sportivo Osti sonda il mercato per rinforzare la rosa. Ancora buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. In apertura del nostro telegiornale vediamo un'ultima ora battuta dalle agenzie. Giuseppe Romano, un 79enne pensionato di Leonforte in provincia di Enna, è stato trovato morto nella sua abitazione e probabilmente è stato ucciso. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con un martello. L'uomo era separato, viveva da solo. Tra le ipotesi al vaglio della polizia che sta indagando quella di una violenta rapina. Vi aggiorneremo ovviamente se ci saranno ulteriori novità nel corso di questa edizione del telegiornale. E adesso invece ci spostiamo a Messina, dove si sono aperte le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina del 1955, presenti i rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione Europea e i potenziali candidati ad entrare. Ad organizzare tutto il ministro degli esteri Tajani, invece il ministro, anche lui qui ovviamente a Messina, lancia un appello ad un'Europa più forte. Il servizio di Francesco Triolo. 70 anni dalla prima firma per l'Europa si sono aperte a Messina le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina Taormina del 1955, che fece da apripista alla costituzione dell'allora Comunità Economica Europea, un evento che ha visto tornare nel Salone delle Bandiere i ministri degli esteri dei paesi protagonisti in quell'occasione. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, insieme a lui anche il presidente della regione Renato Schifani, i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea, dei paesi candidati e potenziali candidati e delle istituzioni europee. Le celebrazioni si sono aperte con un momento commemorativo dedicato alla figura di Gaetano Martino. Da Tajani è arrivato un appello per un'Europa più forte. Con l'Europa contiamo. Con l'Europa siamo in grado di proteggere meglio i nostri concittadini. Se pensiamo di fare da soli siamo destinati a essere marginalizzati e sconfitti, quindi non c'è altro percorso se non quello europeo. L'Europa deve contare, anche perché quello che sta accadendo accade nel Mediterraneo e quindi noi dobbiamo assolutamente fare in modo che il Mediterraneo diventi sempre più un mare di pace. Dobbiamo lavorare per una de-escalation e costruire la pace. Non è facile, è vero, però bisogna essere testardi, come furono testardi i signori che firmarono un atto qua a Messina con l'impegno di un grande padre dell'Europa che era Gaetano Martino. Quindi il trasferimento a Taormina, dove si terrà 2 giorni di convegni e panel alla presenza anche della commissaria dell'Unione Europea per l'allargamento Marta Kos, argomenti di strettissima attualità, dal ruolo dell'Europa nel Mediterraneo al tema dell'integrazione e della difesa europea.
Eccezionale ondata di maltempo in Sicilia, dove da stamattina si sono verificati diversi fenomeni temporaleschi in diverse zone dell'isola. Piogge forti e improvvise a Palermo, con disagi per gli automobilisti. In Viale Regione Siciliana il traffico è andato in tilt. Nelle immagini che tra un po' la regia vi mostrerà, invece, eccole qua, vediamo un tornado che si è formato nel siracusano, nella zona di Pedagaggi, frazione di Carlentini. La tromba d'aria ha sprigionato una violenta intensità, con raffiche di vento che avrebbero toccato i 120-130 km/h. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su tutta l'isola anche per la giornata di domani. Adesso parliamo del centro di cardiochirurgia pediatrica Bambin Gesù a Taormina. La sua permanenza dipenderà dall'approvazione della nuova rete sanitaria regionale. È quello che trapela dopo la seduta della Commissione Sanità, oggi l'Assemblea regionale siciliana, che ha affrontato appunto il caso del CCPM. Fuori dall'ospedale in San Vincenzo invece prosegue la protesta e il presidio dei genitori dei piccoli pazienti. Servizio. Rassicurazioni sulla permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica arrivano da Palermo e dalla Commissione Sanità dell'Ars, dove oggi si è discusso proprio del mantenimento del presidio a Taormina. L'ASP di Messina ha annunciato, il manager QC lo ha inserito nella comunicazione tecnica inviata alla Regione sulla rete sanitaria provinciale insieme alla copertura finanziaria, intanto sino a dicembre 2025, ma c'è la necessità di alcuni passaggi tecnici per l'inserimento nella rete sanitaria regionale, che sarà discussa nei prossimi giorni. Intanto prosegue il presidio del Comitato dei genitori dei piccoli pazienti fuori dall'ospedale. La preoccupazione è sempre viva se prima non arriveranno notizie certe sul futuro della struttura, perché al CCPM di Taormina ci sono bambini e bambine nati, cresciuti e tenuti in vita attraverso terapie specifiche sperimentali. Su di noi non c'è soltanto quindi la spada di Damocle, diciamo, della salute, dell'imprevisto a livello di salute dei nostri figli, dei nostri cari, ma adesso si deve aggiungere in maniera, e perché si deve aggiungere non si capisce, questa problematica delle tempistiche, del dubbio sul quando, sul dove, sul come, non va bene. Questo centro è importante per noi, questo centro, perché senza questo centro noi dove andremo? Il mese scorso mia figlia ha iniziato una terapia sperimentale, con un farmaco sperimentale per il cuore, e deve essere monitorato costantemente. E se il 31 luglio finirà tutto, io devo portare mia figlia. Io non voglio vedere mia figlia, questa è la mia preoccupazione. E a proposito di bambini, un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone a Termini Imerese, nel Palermitano. È stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cimino, dove i rianimatori dello stesso ospedale lo hanno stabilizzato, e poi il piccolo è stato trasferito all'ospedale dei bambini, l'ospedale di Cristina di Palermo, e dove adesso si trova ricoverato in coma farmacologico e la sua prognosi resta riservata. Nuove minacce al presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Ha trovato un foglio di giornale con la foto del giudice Falcone, il suo nome e delle croci. È stata intensificata la vigilanza e ci spiega tutto in questo servizio Lorena Dolci. Quando fiction e realtà si incrociano, mentre nelle aule del Tribunale di Palermo si girava il film su Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, un'altra donna magistrato finiva nel mirino. Proprio in quei giorni, era l'agosto scorso, qualcuno si intrufolava nelle stanze e lasciava all'interno di un fascicolo un foglio di minacce. Devi smettere di occuparti dei figli degli altri. Claudia Caramanna non si è fermata, e neanche le minacce. In questi giorni è stato trovato un altro ritaglio di giornale con la foto di Falcone e sopra la scritta Caramanna, e poi una croce grande e 3 croci piccole. Il motivo? La presidente del Tribunale dei minori di Palermo ha continuato a sentire le mogli dei 180 boss arrestati nell'ultimo blitz della DDA. Ad ognuna ha spiegato che c'è un'alternativa ai propri figli, che possono andare via e ricominciare lontano da dove sono cresciuti. È il messaggio del protocollo Liberi di scegliere, ideato dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, e finito alla base di una legge regionale
regionale e di un protocollo nazionale. Un messaggio rivoluzionario che mina alla base il potere mafioso. Alla Procura per i minorenni di Palermo i fascicoli per la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono passati da 33 a 123. Le famiglie dei boss mostrano di non gradire. Alla giudice, che da mesi vive sotto scorta, è stata intensificata la vigilanza. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Samuel Scacciaferro, l'operaio di 26 anni rimasto folgorato mentre lavorava in un impianto fotovoltaico a Menfi. I familiari adesso chiedono chiarezza sulla sciagura. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta. Maglio Viola. Sarà l'autopsia a dover chiarire le esatte cause cliniche della morte di Samuel Scacciaferro, l'operaio di 26 anni di Caccamo nel Palermitano, morto mentre eseguiva alcuni lavori a Menfi, nell'Agrigentino. La procura di Sciacca, competente per territorio, ha disposto l'autopsia sul corpo del malcapitato, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico in contrada genovese. Il parco in questione è stato posto sotto sequestro e sono tuttora in corsa accertamenti tecnici e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione dell'incidente e la regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell'impresa proprietaria dell'impianto sono affidate ai carabinieri. La famiglia ha dato mandato all'avvocato Giuseppe Canzone di seguire la vicenda. Bisognerà fare piena luce su tutti gli aspetti di questa tragedia, a partire dalle mansioni assegnate a Samuel, ai percorsi di formazione e sicurezza previsti dalle norme di prevenzione, fino all'organizzazione della sicurezza generale del cantiere, dicono i familiari in una nota ufficiale. Le istituzioni, le aziende, le organizzazioni sindacali e tutta la società civile hanno il dovere di impegnarsi concretamente e non solo a parole per garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata e controlli rigorosi. Nessuna famiglia dovrebbe trovarsi a piangere un figlio partito per lavorare e mai più tornato. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia che vive questa nuova tragedia, dice il sindaco Franco Fiore. Caccamo perde un altro figlio in circostanze tragiche. Morti bianche e femminicidio sono le piaghe di questi anni e il nostro paese le vive sulla propria pelle, al pari del resto d'Italia, conclude il primo cittadino, ricordando anche la vicenda di Roberta Siragusa. E a Palermo un vigile del fuoco è stato aggredito e ha riportato la rottura del setto nasale. L'episodio è avvenuto questa notte, poco dopo l'una, nel quartiere Brancaccio per una mancata precedenza. Tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti. Prima l'uomo a bordo di uno scooter insieme a una donna ha inveito contro il mezzo dei vigili che era riuscito a evitare l'incidente stradale. Poi le offese e i pugni alla testa contro il vigile del fuoco colpevole, a suo dire di aver suonato il clacson per fermare la moto all'incrocio. E tutto nonostante i tentativi degli altri componenti della squadra di placare l'ira dell'uomo. A fermare l'aggressore è stato poi l'arrivo delle volanti della polizia che lo hanno identificato e denunciato. E restiamo a Palermo perché è stata inaugurata oggi la sala operativa unica per il controllo e il monitoraggio degli incendi in Sicilia. Il servizio di Emanuela Corsi. Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio antincendio in Sicilia, riunendo Protezione Civile e Corpo Forestale nel periodo antincendio anche Vigili del Fuoco. Alla vigilia della stagione estiva, la Regione siciliana si dota di una nuova sala operativa unica, inaugurata a Palermo nella sede di Sicilia Digitale, con l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento delle forze in campo e di garantire interventi antincendio più rapidi ed efficaci. La sala è composta da un settore dove viene svolta l'attività operativa del Corpo Forestale per il coordinamento degli interventi. Le segnalazioni degli incendi arrivano tramite il 1515 o attraverso le torrette di avvistamento. Sui maxi schermi vengono segnalati incendi ed interventi aerei. La parte delle operazioni di terra invece viene svolta nei centri operativi provinciali che coordinano le squadre del Corpo Forestale e della Protezione Civile. È un passo in avanti che prelude all'inaugurazione l'anno prossimo della Control Room che attraverso riprese dall'alto controllerà tutto il territorio, questo grazie a fondi del PON Legalità messici a disposizione del Governo nazionale che erano quasi perse e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del ministro Piantedosi. La stagione degli incendi è già iniziata ed in Sicilia è già allerta, complice il clima caratterizzato da caldo e scirocco. Secondo uno studio effettuato dall'ISPRA nel 2024, l'isola è stata la regione con la maggiore estensione di incendi boschivi, con una superficie complessiva di oltre 17.000 ettari ridotti in cenere.
Adesso gli esami di maturità cominciati oggi, c'è molta Sicilia nelle 7 tracce a disposizione degli studenti che hanno affrontato la prima prova scritta, tra queste il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e un brano ispirato al pensiero del giudice antimafia Paolo Borsellino rivolto proprio ai giovani. Il servizio è di Desiree Ferlito. Il brano è ispirato al pensiero del giudice antimafia Paolo Borsellino dal titolo I giovani, la mia speranza e il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dedicato alla visita di Angelica nella casa dei principi di Salina. C'è molta Sicilia tra le 7 tracce a disposizione degli studenti che hanno affrontato oggi la prima prova degli esami di maturità. Abbiamo trattato molto spesso questa tematica della mafia, tra l'altro fortemente correlata a quella che è la nostra terra, quindi ci sentivamo anche in dovere di affrontare questo argomento. Avevo già svolto un compito su Falcone, quindi bene o male la tematica era ricorrente e Borsellino appunto richiedeva ai giovani lo sforzo per riuscire a sconfiggere appunto il fenomeno mafioso. Eccoli uscire dal portone dell'Istituto Galilei a Catania con un mezzo sorriso che sembra spegnere l'ansia di una giornata ricca di emozione. Prima cosa da fare, riappropriarsi del telefono cellulare e chiamare a casa per dire sostanzialmente è andata bene. Per gli autori anche una poesia di Pasolini e poi il testo argomentativo, una riflessione sul tema rispetto, parola dell'anno secondo Treccani. Ho cercato di dare il massimo, ovviamente ho scelto la tipologia B2 che parlava appunto del rispetto che ad oggi un po' tende a mancare, soprattutto nella generazione di oggi, parlando anche della violenza sulle donne, che è una tematica diciamo molto combattuta al giorno d'oggi. Pasolini e Tomasi di Lampedusa, quindi inaspettati, penso sia andato molto bene. Tra le tracce anche il ruolo dei social media con un focus sull'indignazione che pone ai giovani un interrogativo. Su cui si poteva lavorare, comunque lo reputavo quello su cui mi potevo muovere di più, quindi ho scelto quello. Per la traccia sul giudice antimafia è emozionato anche il fratello Salvatore Borsellino. La speranza è nei giovani, si legge nella lettera rivolta agli studenti di un liceo di Padova mai completata dal giudice. Quando i giovani saranno adulti avranno più forza per combattere la mafia di quanto io e le mie generazioni abbiamo avuto. Allora, in bocca al lupo a tutti i maturandi che domani avranno la seconda prova. Non si arrestano invece gli sbarchi in Sicilia, Lampedusa resta il punto di arrivo principale, seguite da Pozzallo. Le ONG che attraversano il Mediterraneo per soccorrere i migranti incorrono sempre più spesso nel fermo amministrativo e in sanzioni. L'ultima è arrivata per la tedesca SeaEye a Pozzallo. Il servizio di Veronica Barbarino. Complice il mare calmo estivo e l'assenza di vento, gli sbarchi di migranti in Sicilia non si placano. Lampedusa resta il punto di arrivo principale, seguito da Pozzallo. Da gennaio 2025 ad ora sono sbarcate più di 28.000 persone, un numero in crescita rispetto all'anno precedente. Le ONG che attraversano in lungo e largo il Mediterraneo per soccorrere i migranti incorrono spesso nel fermo amministrativo e in sanzioni. Ultimo caso, quello accaduto a Pozzallo, dove la SeaEye 5 di una ONG tedesca è approdata nonostante le fosse stato assegnato il porto di Taranto. L'imbarcazione, reduce dal salvataggio di 65 persone, tra cui alcuni feriti e una donna incinta, è sotto sequestro. Rigettiamo le accuse, fa sapere l'equipaggio, messe su per criminalizzare le operazioni di salvataggio. La SeaEye 5 ribadisce che l'imbarcazione non era in grado di affrontare quella distanza, per limiti propri e per le condizioni delle persone a bordo. E gli sbarchi non si arrestano. Stamattina la motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso 51 persone che erano a bordo di 2 piccole imbarcazioni, portandole in salvo nell'hotspot di Pozzallo. Adesso ci occupiamo delle spiagge libere e dei solarium a Catania. L'inaugurazione è prevista sabato, polemiche sui ritardi e molti lavori non sarebbero realizzati a regola d'arte. Immancabile poi la spazzatura che fa da cornice a tutto. Il servizio di Tonino De Mana. Con grave ritardo rispetto al passato si avvicina il momento dell'apertura delle spiagge libere della Playa, del solarium di Ognine e della passerella per disabili di San Giovanni di Cuti. L'inaugurazione ufficiale, ma il tempo permettendo, dovrebbe avvenire sabato 21, come abbiamo anticipato domenica scorsa, ma alla spiaggia libera numero 3, ribattezzata Stromboli, gli amanti della tintarella la frequentano già da oltre 2 settimane. C'è il servizio di salvataggio, ci sono le docce, ci sono i parcheggi, sempre a pagamento, e purtroppo c'è l'immancabile spazzatura che dà il benvenuto ai bagnanti. A
ridosso della passerella, in alcuni punti non certo realizzata a regola d'arte con viti filettanti sporgenti, si trovano rifiuti e numerosi cocci di vetro, alcuni di questi riversati e mischiati sulla sabbia. Capitolo disabili: non ci sono le scivole, mancano percorsi ad hoc, come denuncia questa signora. La cosa che manca, che è fondamentale, è una bella passerella per i disabili, per i diversamente abili, perché noi possiamo andare. Una cosa che il comune forse non ci ha pensato, e noi per le persone che hanno bisogno dobbiamo pensare ancora di più. Da sindaco pensiamo molto più per i disabili e un pochino per meno alle persone abili o alle persone magari che possono fare di più. Pensiamo per chi non può. Imbarazzante la situazione alla spiaggia libera numero 2 Vulcano, con cumuli di immondizia all'entrata ed un cantiere aperto per l'abbattimento di vecchi manufatti. Scenario immutato malgrado qualche intervento di pulizia alla spiaggia libera numero 1 Etna, dove l'unica montagna è quella delle decine di bottiglie accatastate a ridosso del varco principale. Intanto prosegue il montaggio del solarium del nautico ad Ognina. Conclusa la piattaforma principale, è in corso il montaggio delle scalette per l'accesso a mare. E a proposito di vacanze, di turisti, di alloggi per turisti, il Ministero dell'Interno sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato contro un recente pronunciamento del TAR del Lazio sul self-check-in che aveva annullato una circolare dello stesso Ministero. Lo fanno sapere da fonti del Viminale. La circolare introduceva l'obbligo di riconoscimento dei visu degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi, senza usare la famosa cassettina per le chiavi. E adesso a Palermo, perché la città è vicino all'addio delle carrozze con cavalli. La Giunta ha annunciato lo stop, ma serve il sì del Consiglio Comunale. I cocchieri dovrebbero fare i tassisti, ma tra loro dominano rabbia e scetticismo. Il servizio di Marco Gulla. Una svolta storica. A Palermo entro un anno si potrebbe dire addio per legge alle carrozze trainate da cavalli che portano in giro i turisti. La giunta comunale ha annunciato lo stop, ma serve adesso il sì del Consiglio. A Palermo finalmente sta crescendo la sensibilità intorno al benessere animale e alla tutela dei loro diritti, e sta crescendo da diverse parti dell'amministrazione e delle forze politiche la volontà di trovare delle soluzioni condivise, superando gli ostacoli normativi, per abolire le carrozze trainate dai cavalli. E oggi siamo stati nel cuore della città e questa notizia ovviamente non fa che gettare nello sconforto i cocchieri, che comunque in caso di addio alle carrozze avrebbero un indennizzo. L'ho presa male, come io, come gli altri colleghi miei. Qua il cavallo Che fa il cavallo? Che fa? Il cavallo è all'ombra, ci diamo da bene. Ma i primi animalisti siamo noi che tuteliamo il cavallo, non loro. Loro che sanno fare il cavallo, neanche sanno quanto mangia un cavallo. Non tramonta però l'idea che si possano fare omologare delle apposite carrozze elettriche, come già accade in altre città. Quanti anni fa lei questo lavoro? 40 anni. No, 40 anni, mio padre cocchiere, mio nonno cocchiere, i mezzi cocchieri, tutti cocchieri erano. E lei pensa che io alla sera non dormo, alla notte non dormo perché penso a questi di qua che vogliono togliere i cavalli. Ma stanno scherzando? Lei c'ha figli, c'ha famiglia? C'ho figli, una famiglia, ho comprato una famiglia qua, ho cresciuto una famiglia, campo una famiglia. Io ho la casa da pagare, 450 euro al mese. Se devo pagare, come la pago? Intanto conosciamo Caterina e Salvatore, una bellissima coppia che si ritrova indirettamente al centro di polemiche e spaccature e in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di cinema. Da domani nelle sale il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, dal titolo Arrivederci Tristezza. Nel cast 2 attori d'eccezione, Nino Frassica e Alessio Vassallo. Il servizio di Eva Spampinato. Se mia figlia ti ha lasciato, un motivo ci sarà. Un film che parla di seconde possibilità con un punto di vista maschile lontano dagli stereotipi delle cronache attuali. Buongiorno tristezza. Arrivederci Tristezza, il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, dal 19 giugno nelle sale italiane, è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival con un ottimo successo di pubblico. Complici gli amatissimi protagonisti, tutti siciliani: Alessio Vassallo, che interpreta Aldo, quarantenne mollato dalla storica compagna di 15 anni, e Nino Frassica, un terapeuta sopra le righe. E poi un tema super attuale, il ghosting. Io neanche sapevo l'esistenza di questo termine. Ghosting.
sparire come un fantasma, senza dare nessuna spiegazione. Quando vieni costato, vieni lasciato, qui è un film al maschile, gli uomini non devono andare a compiere quello che leggiamo purtroppo sulle cronache dei giornali, ma possono essere assistiti, in questo caso da uno psicoterapeuta, che vi assicuro che è serio in questo film, che è Nino Frassica. E soprattutto poi la cosa bella è che si comincia a parlare, che è una cosa che manca in questo periodo, la comunicazione tra i giovani e anche tra gli adulti, siamo tutti chiusi nei telefoni. Invece parlare e confrontarsi ci fa anche capire che molte di queste persone hanno vissuto la nostra esperienza. Dottore! Ma si rende conto di che ora è? La prego, mi aiuti a calmarmi. È un dramedy, perché comunque c'è una parte di dramma e una parte di allegria, nel senso anche perché per esorcizzare questa rivederci tristezza, l'allegria era importante. Con il supporto di un'amica e di un inedito psicoterapeuta, Aldo scoprirà che anche le ferite più profonde possono diventare il punto di partenza per un nuovo inizio. Ma ci racconta anche come esorcizzarla questa tristezza, come incamerarla e come conviverci. Il film, girato ad Acireale, racconta con dolce ironia e sensibilità come il cuore possa ricominciare a battere. E allora tutti al cinema a vedere questo nuovo film del regista Giovanni Virgilio. Ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con lo sport, le parole del presidente del Catania, Pelligra. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di sport, parliamo di calcio, parliamo del Catania, perché il presidente Ross Pelligra in città da giorni, ieri nel consueto meeting con gli sponsor, ha voluto ringraziare i tifosi per la fiducia. Il Palermo intanto ha ufficializzato il nuovo tecnico, si tratta di Pippo Inzaghi, il servizio di Marco Gulla. A Catania da qualche giorno per programmare assieme al suo staff la prossima stagione, il presidente rosso-azzurro Rosario Pelligra ha partecipato ieri al consueto meeting di fine stagione con gli sponsor, ringraziando partner commerciali e tifosi rosso-azzurri. Un momento importante in cui il patron del Catania ha più volte sottolineato l'importanza dei fans del Catania. Voglio ringraziare tutti oggi, anche voglio ringraziare i nostri tifosi per il nostro frutto, però dammi fiducia, signor Pan, per portare questo progetto avanti. Forza Catania! E il lavoro prosegue per porre le basi in vista del prossimo campionato, che per il Catania deve essere quello del riscatto. Palermo, arrivata all'ufficialità di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il DS Carlo Osti pensa alla costruzione della squadra. Non ci sarà una rivoluzione, ma sarà puntellata e impreziosita la rosa. Una delle opportunità attualmente prese in considerazione dal club rosanero riguarda Tommaso Augello, laterale mancino, classe 94, il cui contratto con il Cagliari è in scadenza, consentendo così un'acquisizione a parametro zero. In alternativa si valuta Bradaric, mancino croato di proprietà del Verona. Per quanto concerne la fascia destra, l'opportunità individuata è rappresentata da Lazovic, anch'egli in uscita dal club scalicero. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.